Uno degli slogan, se così possiamo dire, di questa proposta è un po' quello del cambiamento, no? Allora, effettivamente devono cambiare delle cose perché la società in cui viviamo, i ragazzi che vengono nei nostri gruppi scout sono diversi, no? Da cui riflettono la vita e la società che appunto oggi è presente. Il mondo dello scautismo cattolico della CESCI si mette dunque in discussione per tarare le proposte dello Stare Assieme per i ragazzi. 250 capi, rappresentanti di 115 gruppi scout del Veneto, si sono incontrati in assemblea nel seminario vescovile di Vicenza. I principi dettati agli inizi del secolo scorso dal fondatore inglese Baden-Powell e reinterpretati alla luce dei valori cristiano-cattolici devono essere riattualizzati per offrire modelli credibili ai giovani d'oggi, bombardati dalle infinite proposte dei social. 4 i filoni messi in evidenza e riassunti con la scelta di 4 verbi: vivere, incontrare, raccontare e generarsi. Vivere delle cose insieme, incontrare delle cose significative, degli incontri significativi che si possono fare, raccontare ma anche raccontarsi, raccontare la propria esperienza alla luce di una parola, il significato che questo può avere per la nostra vita. Questo è molto importante perché i ragazzi molto spesso sono ragazzi che non hanno voce nella nostra società, sono persone, sono in crescita, ma sono già capaci di esprimere qualcosa della loro vita. E questo ci auguriamo che porti a un generare, cioè a creare vita nuova, vita più ricca alla luce dell'insegnamento del Vangelo.